27 giugno 1980. Il DC-9 Itavia 870 decolla alle 20:08, con quasi 2 ore di ritardo, dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna con destinazione Palermo. L'arrivo è programmato per le 21:15. A bordo ci sono 77 passeggeri, tutti italiani, di cui 13 bambini, più 4 membri dell'equipaggio. Il volo procede tranquillamente e all'altezza di Firenze il DC-9 prende il corridoio aereo Ambra 13. Tra il pilota Domenico Gatti e i controllori di volo dell'aeroporto di Ciampino i contatti sono regolari. In quegli stessi momenti sui cieli del Mar Tirreno ci sono strani movimenti. Ciampino chiede al DC-9 dell'Itavia di identificarsi perché il suo segnale è poco chiaro e sembra che stia andando fuori rotta. Ma il comandante Gatti conferma di essere perfettamente allineato. In realtà c'è un aereo militare non identificato che si nasconde sulla scia del DC-9 per non essere individuato dai radar, ma viene intercettato da un AWACS, un aereo radar americano, che dà l'allarme a tutte le basi NATO collegate in rete e alla portaerei Saratoga. 2 caccia italiani, su uno dei quali ci sono i colonnelli Mario Naldini e Ivo Nutarelli, si alzano da Grosseto. Alle 20:26 il TF-104G di Naldini e Nutarelli lancia un segnale di emergenza generale. Nessuno avverte del potenziale pericolo il comandante Gatti, che però si accorge di una stranezza. Da Firenze in poi trova tutti i radiofari spenti. Le stazioni radio terrestri utilizzate per la navigazione aerea e che aiutano i piloti ad orientarsi, quella sera sono inattivi. Qualcosa sta succedendo nei cieli sopra il Mar Tirreno. I controllori di volo del centro radar di Poggio Vallone, vicino Grosseto, rilevano un intenso traffico di caccia militari che atterrano e decollano dalla base francese di Solenzara in Corsica. Alle 20:56 il DC-9 si trova sul braccio di mare tra Ponza e l'isola di Ustica e inizia la manovra di discesa verso l'aeroporto di Punta Raisi. L'aereo è a 7.000 metri di altitudine e viaggia a circa 800 km/h. Alle 20:59 il centro radar di Ciampino si accorge che il DC-9 è improvvisamente scomparso dagli schermi. Ogni tentativo di mettersi in contatto con il comandante Gatti è inutile. Il volo Itavia 870 è ufficialmente disperso. Alle 21:25 il comando del soccorso aereo di Martina Franca assume la direzione delle operazioni di ricerca e allerta il 15° stormo a Ciampino, da dove si alzano in volo i primi elicotteri. All'aeroporto di Punta Raisi, l'angoscia dei parenti dei passeggeri lascia sempre più spazio alla disperazione. Alle 23 la notizia della scomparsa del DC-9 viene comunicata dai telegiornali della sera, che diffondono le prime frammentarie informazioni. Buonasera ai nostri ascoltatori. Apriamo il giornale con una notizia che è giunta poco fa in redazione, una notizia ANSA, è giunta esattamente alle 23:08. Non è una notizia piacevole. All'aeroporto di Punta Raisi sono scattate le misure d'emergenza in seguito al mancato arrivo dell'aereo da Bologna. L'aereo è un aereo Itavia DC-9. Solo alle prime luci dell'alba del 28 giugno, un elicottero di soccorso individua a circa 110 km a nord di Ustica una grossa chiazza di carburante, lamiere, detriti e i primi cadaveri dei passeggeri. È la conferma che il DC-9 è caduto in mare e giace a oltre 3.000 metri di profondità. Le vittime del disastro sono tutti gli 81 passeggeri, ma vengono ritrovate e recuperate solamente 39 salme. Circa le cause del disastro vengono subito esclusi un possibile errore umano dell'esperto comandante Gatti o un evento atmosferico. Una telefonata anonima al Corriere della Sera parla di una bomba piazzata dal gruppo neofascista dei NAR nel bagno del DC-9. Nonostante siano a conoscenza della situazione sui cieli del Mar Tirreno la sera del disastro, i vertici militari immediatamente parlano di cedimento strutturale dell'aereo.
un'ipotesi che, nonostante l'assenza di un qualsiasi riscontro oggettivo, viene assunta come certezza. Una certezza che costa la revoca della licenza di volo all'Itavia, che di fatto cessa di esistere. La magistratura avvia le indagini. Parallelamente, di fronte al silenzio delle autorità, le inchieste giornalistiche aprono altri scenari. Una collisione con un aereo militare durante un'esercitazione, l'ipotesi della bomba a bordo rivendicata dalla telefonata anonima, oppure un missile che abbia potuto abbattere il DC-9 Itavia. Il 18 luglio 1980, 3 settimane dopo l'incidente di Ustica, la carcassa di un MiG-23 dell'Aeronautica Militare Libica viene ritrovato in Calabria, sui monti della Sila. All'interno c'è il corpo senza vita del pilota in uniforme militare. Il ritrovamento viene subito ricollegato al disastro del DC-9, ma sia le autorità militari italiane che quelle libiche concordano nel sostenere che il MiG sia precipitato quello stesso 18 luglio in seguito a un malore del pilota. Nonostante queste lacunose affermazioni, un dato è certo. Aerei militari libici sorvolano segretamente i cieli italiani, con il tacito consenso delle autorità militari italiane e di nascosto da americani e francesi che presidiano il Mediterraneo. Un rapporto dell'Italia con la Libia del colonnello Gheddafi formalmente pessimo, per via degli equilibri da mantenere con l'alleato statunitense, ma di fatto ottimo per ragioni di tipo economico e commerciale. La tragedia occorsa al DC-9 passa definitivamente in secondo piano quando un'altra strage occupa le prime pagine della cronaca. Il 2 agosto 1980, alle 10:25, alla stazione di Bologna esplode una bomba che provoca la morte di 85 persone. Oltre 200 sono i feriti. Della strage di Ustica non si parla più. Negli anni si susseguono le inchieste della magistratura penale e civile, le commissioni parlamentari e ministeriali, che però non riescono a chiarire la dinamica dell'incidente. Accertare la presenza di aerei militari nei cieli di Ustica sarebbe fondamentale per le indagini, ma di fronte alle richieste dei magistrati ai vertici dell'aeronautica dei tracciati radar della notte del 27 giugno 1980 si alza un muro di silenzi, di reticenze e di depistaggi. Spariscono i registri del centro radar di Licola. Il radar di Marsala risulta spento nei minuti in cui si verifica l'incidente del DC-9. I nastri con le registrazioni radar del centro della difesa aerea di Poggio Ballone sembrano svaniti. Senza contare la scia di morti sospette di persone che hanno avuto relazioni con il caso Ustica. Il maresciallo Mario Alberto Dettori, in servizio la sera del disastro presso il radar di Poggio Ballone, trovato impiccato in maniera anomala il 31 marzo 1987. Il maresciallo Franco Parisi, anche lui trovato impiccato il 21 dicembre 1995, di turno il 18 luglio 1980, data del ritrovamento del MiG libico sulla Sila. I colonnelli Mario Naldini e Ivo Nutarelli, i 2 piloti italiani che lanciano il segnale di emergenza generale mentre si trovano nei pressi della rotta del DC-9, muoiono nell'incidente di Ramstein il 28 agosto 1988 a bordo delle Frecce tricolori. Né l'Aeronautica Militare Italiana né la NATO hanno mai chiarito le ragioni di quell'allarme lanciato la sera del 27 maggio 1980 da Naldini e Nutarelli. Negli anni, numerose personalità appartenenti al mondo della magistratura, della politica e della cultura si mobilitano per dar voce ai parenti delle vittime che sono in cerca di verità e giustizia. Nel 1990 il giudice Rosario Priore eredita l'inchiesta sulla strage. Tabulati e registrazioni telefoniche confermano che la sera dell'incidente c'era un forte traffico di aerei militari sui cieli del Tirreno, che viaggiavano con i transponder spenti per evitare di essere identificati. Il 15 maggio 1992, 4 generali ai vertici dell'aeronautica all'epoca dei fatti vengono incriminati per alto tradimento. Nell'agosto del 1999 il giudice Rosario Priore, concludendo la più lunga istruttoria della storia giudiziaria del nostro paese,
sentenzia che l'incidente al DC-9 è la conseguenza di un'azione militare di intercettamento. Quella notte del 27 giugno 1980 nel cielo di Ustica c'era la guerra e il DC-9 è stato abbattuto, spezzando la vita a 81 cittadini innocenti con un'azione che è stata propriamente un atto di guerra. Una guerra di fatto e non dichiarata, un'operazione di polizia internazionale nei cieli del nostro paese, di cui sono stati violati i confini e i diritti. Nessuno ha mai dato la minima spiegazione di quanto è avvenuto. Con motivazioni diverse e fino alla Cassazione, i 4 generali dell'aeronautica vengono tutti assolti. Nel 2008 la Procura della Repubblica di Roma riapre una nuova inchiesta a seguito delle dichiarazioni di Francesco Cossiga, presidente del Consiglio all'epoca della strage. Ad abbattere il DC-9 sarebbe stato un missile lanciato da un caccia francese. Il 10 settembre 2011 il Tribunale Civile di Palermo condanna i ministeri italiani della Difesa e dei Trasporti al pagamento di oltre 100 milioni di euro in favore di 42 familiari delle vittime della strage di Ustica, per non aver garantito la sicurezza del volo e dei suoi passeggeri e per aver ostacolato il successivo accertamento dei fatti. Sentenza confermata in Cassazione il 28 gennaio del 2013. Il Tribunale Civile di Roma, in una causa intentata dalla compagnia aerea Itavia, condanna i Ministeri dei Trasporti, della Difesa e dell'Interno a risarcire 108 milioni di euro per non aver garantito la sicurezza del corridoio aereo nel quale viaggiava il DC-9. Il relitto dell'Itavia 870, recuperato solamente tra il 1987 e il 1991, è stato ricomposto in un hangar dell'aeroporto di Pratica di Mare e rimasto a disposizione della magistratura per le indagini fino al 5 giugno 2006, data in cui viene trasferito e definitivamente sistemato nel Museo della Memoria, creato appositamente nella città di Bologna, dal cui aeroporto il DC-9 era partito. Le indagini sulla strage di Ustica sono tuttora in corso presso la Procura della Repubblica di Roma. Per il reato di strage, punibile con l'ergastolo, non esiste prescrizione.